Stamani siamo stati attratti dal cantiere all'ex Siamic, in quanto sta cominciando a crescere rigogliosa erba e piante sul terreno smosso, indice che nel cantiere non sembra esserci molto movimento. Lo stabile è stato abbattuto in buona parte, conferito il materiale che era da conferire, si è sollevata polvere e odori che hanno infastidito a sufficienza i residenti, ma è da più di qualche giorno, ci dicono decine, che non sembra muoversi una foglia, a parte quelle delle siepi che stanno crescendo. Certo che a queste condizioni sembra essere passati dalla padella alla brace, da uno stabile rudere ai resti di uno stabile rudere, un paesaggio lunare pieno di crateri, blocchi di cemento, dune di sabbia smosse alla prima brezza e armature del cemento. Privi siamo rimasti, tra l'altro, di un capolinea che, seppur indecente, offriva riparo al sole, alla pioggia, all'utenza di Arriva Veneto, ACTV e Bus Italia. Siamo sempre al centro di Sottomarina, siamo sempre al punto d'arrivo dei bus extraurbani che portano quei turisti del circondario. I rallentamenti del cantiere non sappiamo a cosa siano dovuti e si tratta di un cantiere privato, libero in teoria di diluire i lavori in corso a seconda delle disponibilità di personale o di economie. Ciò non toglie che quello che si offre agli sguardi dei passanti sia comunque un obbrobrio, sopportabile mentre i lavori proseguono, pesante da guardare quando i lavori si fermano e senza sapere per quanto. Tutti i caseggiati che lì si affacciano ora con le finestre aperte subiscono il disagio della polvere che si solleva, che non è semplice sabbia o terra, ma che proviene comunque da una demolizione edilizia, demolizione parziale. Infatti spicca in questo cantiere un baluardo, resistito alle ruspe, sulla cui tenacia si stanno facendo le più strampalate ipotesi. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Siamo con l'assessore alla pesca Cristiano Corazzari, assessore della Regione Veneto, per discutere un attimo di un problema che sta colpendo molto soprattutto la zona polesana, che è il granchio blu. Ci sono parlato col signor Marchesini, presidente del consorzio Scardovari, e si trova in una situazione di vera difficoltà. Assolutamente, si tratta di una specie invasiva, alloctona, una delle tante specie che infestano i nostri mari e le nostre lagune, è particolarmente dannosa per tutte le produzioni, in particolar modo parliamo di cozze, di vongole e di tutto quello che è il frutto del lavoro di anni che è stato fatto, che viene distrutto in poco tempo da questa specie. Occorre che venga messa in atto delle attività e delle azioni forti per ridurre la popolazione di questa specie. La Regione del Veneto sarà a fianco dei pescatori per cercare di aiutarli in questa difficile battaglia che è anche rappresentativa del continuo cambiamento che stanno subendo le nostre lagune, i nostri mari, i nostri corsi. La Regione del Veneto sta affrontando con prontezza la problematica del granchio blu, collaborando strettamente con il prefetto di Rovigo, la provincia di Rovigo e il comune di Porto Tolle, nonché in contatto con la Regione Emilia-Romagna. L'assessore alla pesca Cristiano Corazzari, in qualità di presidente di turno del distretto di pesca del Nord Adriatico, organismo riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura e comprendente le 3 regioni costiere dell'Adriatico settentrionale, ha convocato un incontro d'urgenza del comitato direttivo per il prossimo 20 luglio, interamente dedicato all'emergenza granchio blu. L'assessore sottolinea che da giorni la Regione del Veneto collabora con il comune di Porto Tolle e il consorzio delle cooperative pescatori del Polesine per individuare misure concrete ed efficaci per affrontare il fenomeno del granchio blu. Si stanno esaminando le migliori modalità di cattura di questa specie aliena e opportune soluzioni per l'utilizzo e lo smaltimento degli esemplari catturati. Corazzari chiarisce che l'ordinanza del sindaco del comune di Goro del 7 luglio riguarda modalità di intervento e attrezzature già consentite e in uso nelle lagune venete sin dall'approvazione della Carta Ittica regionale e del regolamento regionale del gennaio del 2023. Tutte le iniziative attuate a Goro erano già state adottate dalla Regione del Veneto in precedenza, in una stretta collaborazione che continuerà anche in futuro. In accordo con il consorzio, cooperative pescatori del Polesine sono in fase di sviluppo nuove e più efficaci forme di
di intervento per fronteggiare la situazione del granchio blu. Tali soluzioni verranno definite rapidamente in coordinamento con la Prefettura di Rovigo e il Comune di Porto Tolle. La Regione del Veneto infatti aveva già affrontato il problema del granchio blu sin dal novembre scorso, avviando uno studio specifico in collaborazione con l'Università di Venezia e la Fondazione della Pesca di Chioggia. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Alla cartoleria Pegaso, oltre a tutto il necessario per la scuola, i testi scolastici, il servizio Colibrì copertine su misura, fotocopie da mail e da WhatsApp, offriamo il servizio Speed e l'assistenza e un servizio spettacolare di grafica per mettere su carta o sul web le tue idee per menù, biglietti da visita, biglietti d'auguri e tanto altro. Il tutto alla Pegaso a Borgo San Giovanni, a Chioggia, 328 635 7832. Viale Venezia Sottomarina non è un viale tra i più trafficati dell'area. Il traffico vi si concentra a fine settimana nelle ore all'uscita delle spiagge nel periodo clou del turismo balneare pendolare, come in tutta Sottomarina del resto, ma presenta importanti criticità per lo scarico delle merci. I corrieri che devono concentrare le consegne nel minor tempo possibile si fermano il più a ridosso dei civici a cui devono consegnare, indipendentemente se sia o meno consentito, e lo stesso fanno coloro che devono consegnare ingenti quantità di materiale ai negozi della zona. E un comportamento simile è quello di alcuni che fermano l'auto di rimpetto al negozio per la toccata e fuga, che spesso non è così repentina come si vorrebbe. La situazione che si è presentata stamattina aveva del paradossale, non ha necessità di essere descritta, basta che guardiate il video. Per quanto comprensibile sia la necessità di effettuare consegne veloci, non è ammissibile che tutta una via centrale debba restare bloccata per un camion in doppia fila durante una consegna. Un metro più avanti o un metro più indietro avrebbe causato comunque disagi al traffico, costringendo le auto a spostarsi sull'altra carreggiata, ma non avrebbe provocato il blocco totale. Tutte le vie della zona, via San Marco, viale Venezia, viale Padova, subiscono ogni giorno lo stesso disagio, con auto o camion in fermata dove non si può, costringendo i veicoli di passaggio a invadere l'altra corsia. La criticità del parcheggio selvaggio sono più tangibili in alcune vie rispetto che in altre. Le auto in movimento, soprattutto in questa stagione, trovano difficoltà nel fermarsi, ma bisognerebbe comunque tener conto delle conseguenze di un comportamento e cercare, nel civile rispetto altrui, di dare il minor disagio possibile. Oggi di essere qui con voi. Sono particolarmente felice di essere qui oggi e vi spiego anche perché. Perché questo evento di oggi, a cui non potevo assolutamente mancare, assume per me anche il significato di un simbolo molto importante. Io sono, proprio oggi fanno 8 mesi che sono questore di Venezia. Il presidente Luca Zaia ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al dottor Maurizio Masciopinto che dopo 4 anni di servizio come questore è stato nominato prefetto. Zaia ha elogiato il lavoro svolto da Masciopinto a vantaggio della sicurezza dei veneziani durante il suo incarico come questore e gli ha fatto i complimenti per la prestigiosa nuova nomina. Nel video che vedete il dottor Masciopinto era a Chioggia durante una cerimonia di consegna di alcune biciclette elettriche al commissariato di polizia locale. Il presidente Zaia ha dato il benvenuto al nuovo questore Gaetano Bonaccorso, che avrà l'onore di guidare la questura di Venezia. Zaia ha sottolineato che il territorio
della Regione Veneto, con particolare riferimento a Venezia, è di estrema delicatezza, richiedendo un grande impegno per contrastare ogni forma di criminalità. Ha anche evidenziato la qualità di Mascio Pinto, come la pragmaticità nel guidare la Polizia di Stato a Venezia e la capacità di comunicare e instaurare un rapporto positivo con i cittadini. Il presidente Zaia si è mostrato fiducioso che Bonaccorso saprà portare avanti l'eccellente lavoro del suo predecessore. Ha sottolineato la disponibilità della Regione Veneto a collaborare con la Questura in ogni occasione possibile, sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. La Max Sport di Adria ha raggiunto vittorie importanti ai campionati nazionali di danza sportiva che si sono svolti all'interno del Festival della danza sportiva FIDS e Sport Dance a Rimini. Sotto la guida appassionata del team di insegnanti capitanato da Michela Mainardi, le atlete hanno ottenuto risultati davvero significativi. La squadra ha conquistato medaglie d'oro nella categoria danza jazz sia nella fascia junior che nella fascia children, dimostrando una tecnica impeccabile e un'interpretazione mozzafiato. Inoltre altre squadre hanno ottenuto importanti piazzamenti, portando a casa un argento e 2 bronzi, dimostrando il loro valore e talento, senza trascurare gli altri risultati di grande prestigio conseguiti dalle atlete. Risultati che sono il frutto di impegno, dedizione e grinta delle giovani atleti emergenti del mondo della sport dance. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.